Due misure imprescindibili per l'Electrolux: investimenti in Veneto e rifinanziamento del contratto di solidarietà. I sindacati dei metalmeccanici e l'RSU di Susegana hanno incontrato a Venezia il presidente Zaia, che domani a Roma chiederà al governo queste due cose. Destra e sinistra sul futuro dello stabilimento di Susegana sono per fortuna unite. Primo su tutto il fattore tempo, ed è quello legato ai contratti di solidarietà che scadono per lo stabilimento di Susegana alla fine mese. La seconda richiesta è quella di addivenire ad una certezza sul piano industriale di Electrolux che dia prospettiva di permanenza in Italia, ma ovviamente per noi per quanto concerne lo stabilimento di Susegana. Nell'ultimo incontro che abbiamo fatto il governo si è impegnato a mettere a punto questi provvedimenti, bisogna discutere la quantità e la forma e per noi questo diventa il percorso decisivo e se si realizza è chiaro che assume anche un valore generale perché è un modo per non far pagare la crisi ai lavoratori e non perdere posti di lavoro. Electrolux non deve chiudere, non deve licenziare nessuno, prosegue Landini. Ci dica cosa vuole fare l'azienda in Veneto, solo allora potremo impegnare risorse della regione, gli fa eco la Donazzan. Chiediamo, ha detto all'incontro con i rappresentanti dei lavoratori, certezza di prospettive. Sulla stessa linea Antonio Bianchin della FIM CISL Treviso Belluno. Electrolux investa in Italia e smetta di chiedere soldi a istituzioni e lavoratori. Sui fondi pubblici disponibili o promessi per questa lunga vertenza si apre anche una polemica tutta nazionale sulle maggiori disponibilità messe in campo dalla Regione a statuto speciale Friuli Venezia Giulia. Il presidente Zaia chiederà al governo di tutelare su questo i lavoratori del Veneto. Non è più accettabile, non è tollerabile, non possiamo trattare i lavoratori in maniera diversa, non si può trattare la permanenza su un territorio in maniera diversa. Quindi noi chiediamo che questo sia una garanzia che viene fatta dal governo.